Prende la parola il vice sindaco professor Roberto Rugolotto in rappresentanza del sindaco di Jesolo. Signori, a voi tutti che siete intervenuti in questa terra iesolana, do il benvenuto del sindaco, dell'amministrazione e mio personale. È un'altra occasione che ci viene offerta dal Museo Vidotto di incontrarci, e già questo è una cosa bella, una cosa importante. Il ritrovarsi e il dialogare e il confrontarsi è sempre una cosa buona, positiva, che fa crescere. Uno dei comuni denominatori credo possa essere quello dei giovani oggi, dei giovani e dei ragazzi. Abbiamo appena deposto la corona davanti alla lapide che ricorda Giovanni, Enzo, Filippo, Alfonso, Alfio, Massimiliano, che erano ragazzi, che sono ancora i ragazzi di questa nostra Italia, che hanno perso la vita. Ed è paradossale che i genitori abbiano accompagnato l'estremo salute i figli. Non è questa la cosa naturale e normale. È normale che i figli accompagnino per l'ultimo saluto i padri. E questo già dà l'idea di come la guerra, questa situazione che porta al conflitto, renda anormale un rapporto tra le persone, tra gli uomini, all'interno delle famiglie, sulle nostre terre e nelle terre che stanno oltre i nostri confini. Comune denominatore sono i giovani e i ragazzi. È stato citato nella presentazione di questo luogo i ragazzi che sono invitati e che vengono a visitare il museo. Ecco, ragazzi, forse ancora più giovani di ragazzi, adolescenti anche. Bene, io credo che appunto questi giovani siano coloro i quali debbano prendere il testimone di quegli altri giovani che sono stati salutati. Devono prendere il testimone con coscienza, con conoscenza, con capacità anche di discernimento delle cose buone, delle cose giuste, delle cose che vanno fatte per il bene comune. Bene comune sono parole che ritornano spesso nei nostri discorsi, ma se ci soffermiamo sul valore, sul significato del bene e comune, beh, io credo che già una traccia e un obiettivo ce lo siamo posto, e credo che a tutto questo concorra anche il museo del signor Vidotto, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui nella nostra terra iesolana, ma che sia anche l'impegno, quell'impegno a trasmettere verità, trasmettere conoscenza, trasmettere quell'obiettivo che ci siamo posti, ci siamo detti, che è davvero stare bene, stare in pace nelle nostre terre, quindi insieme. Quindi grazie ancora a chi ci ha dato l'occasione oggi, ancora una volta, di poter riflettere e di poter porci questo obiettivo. E quando ci daremo, e sono sicuro che poi l'appuntamento sarà per le altre occasioni, bene, dovremo tornare con questo impegno almeno in parte assolto, in parte tradotto in azioni di trasmissione di verità e di bene. Grazie a voi tutti. Grazie.